9 milioni di euro in 3 anni per la lotta al bostrico. Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste li mette sul piatto grazie a un emendamento al DL Agricoltura presentato dal senatore Luca De Carlo, presidente della nona commissione in Senato, proprio per combattere il minuscolo insetto che si sta letteralmente mangiando i boschi delle montagne del Veneto. Il bostrico è una delle eredità che ha lasciato Vaia sulle terre alte venete, a partire dall'altopiano, dove le chiazze di abeti rossi uccisi dal coleottero sono sempre più evidenti nel mare di verde dei 7 comuni. Questi 9 milioni serviranno per finanziare anche le attività urgenti richieste da chi vive e lavora sul territorio, come azioni di monitoraggio, formazione e informazione, ma anche di lotta attiva, ricerca e sperimentazione in collaborazione con università e istituti di ricerca. La situazione è allarmante, lo stato di emergenza ha risvolti ambientali piuttosto importanti, per non parlare delle ricadute su un'economia montana che sta ancora facendo i conti con l'immane volume di alberi schiantati da Vaia.